Open Arms, la Giunta del Senato nega l'autorizzazione al processo a Salvini, Italia Viva non vota, il leader della Lega, rifarei tutto. Test sierologici gratuiti su base volontaria, ma l'adesione è bassa, speranza servono per affrontare e vincere l'epidemia. Scendono ancora i contagi, solo 18 al sud e nelle isole, ma il 30% dei guariti rischia danni respiratori cronici. Trump, Johnson, Bolsonaro, 3 leader col vento in poppa prima del virus, ora in difficoltà per la gestione della pandemia. Salutarsi l'ultimo giorno di scuola, esperti divisi sulla proposta di far incontrare gli alunni di quinta elementare e terza media. Domus, affreschi, colonnati e giardini, i primi visitatori tornano a Pompei che riapre al pubblico, 40 persone ogni 15 minuti. Ho avuto il coronavirus e ora sono guarito. Andrea Bocelli all'ospedale di Pisa dona il plasma per la sperimentazione anti-Covid. Per giorni, dice l'artista, ho sperato di svegliarmi da un brutto sogno. Buonasera a tutti voi dal TG1. La Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di processare Matteo Salvini per la vicenda della nave Open Arms. Non